Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di economia. Oggi, come avete potuto vedere dal titolo, parliamo di economia sommersa. Possiamo definire come economia sommersa tutte quelle attività economiche che sfuggono all'amministrazione pubblica, cioè allo Stato. E questo mancato controllo di fatto esiste perché manca una corretta registrazione. Se io mi metto a fare un'attività economica e non la registro aprendo ad esempio una partita IVA, sto sfuggendo allo Stato per il semplice motivo che non pago le tasse. Proprio così, perché il sommerso non è solo roba illegale, è anche roba legale che non viene dichiarata. Per chiarirvi la differenza adesso faremo due esempi. Tra le attività illegali c'è ad esempio lo spaccio di droga. Questo ovviamente va contro le nostre regole, però è un'attività economica. E infatti va a far parte del sommerso per il semplice motivo che sì, stai effettuando un'attività economica, ma no, non la stai registrando pagando le tasse. Insomma, stai tenendo lo Stato all'oscuro delle tue attività. Il secondo caso è molto diverso, è un'attività legale. Se io ad esempio nel mio scantinato inizio a produrre grissini, però non lo dico allo Stato, non sto pagando le tasse e sto effettuando un'attività economica. E fa parte del sommerso perché io non ho aperto una partita IVA anche se sto facendo una cosa perfettamente legale. L'unica differenza è la finalità per la quale non dichiariamo questo allo Stato. Nel primo caso ovviamente lo spacciatore non dichiara nulla perché teme conseguenze penali, nel secondo caso invece io non dichiaro nulla perché temo di dover pagare le tasse. A questo punto però il PIL è un indicatore della produttività complessiva di uno Stato. Se non ci mettiamo dentro il sommerso abbiamo un dato molto sottovalutato, o sbaglio? Effettivamente però non è così, perché dentro il nostro PIL c'è anche il sommerso. Noi facciamo una stima più o meno a quanto può ammontare il sommerso e poi lo inseriamo. Nella pratica, quando leggete che nel 2017 avevamo un PIL di 1935 miliardi di dollari, è perché dentro quei soldi ci sono anche quelli del sommerso. Il vero problema però è che il sommerso è solamente una stima, noi non possiamo sapere esattamente a quanto ammonta. Non solo, questo può fare anche molti danni. Pensate se un giorno sovrastimeremo il sommerso. Purtroppo potrebbe accadere che il PIL un anno non sia cresciuto e anzi si sia abbassato, ma i dati dicano l'opposto per la presenza di questo sommerso sovrastimato. E quindi è importante ricordare che il PIL sì è un dato importante, ma non è una misura esaustiva di quanto sta andando bene o male un paese. A questo punto quindi ci stiamo tutti chiedendo, ma a quanto ammonta questo sommerso? Se l'inquadratura è diversa è perché si è tristemente scaricata la videocamera. Secondo gli ultimi dati Istat diffusi nel 2017, il nostro sommerso vale 211 miliardi di euro. Pensate che di questi ben 192 miliardi si riferiscono ad attività legali, mentre solo 19 miliardi ad attività illegali. Altra cosa molto interessante è l'evoluzione di questo dato nel tempo. Nel 2015 e nel 2016 questo dato ammontava a 208 miliardi circa. Nel 2017 invece, come abbiamo visto, vale 211 miliardi. Quindi purtroppo questo dato, rispetto alle rilevazioni precedenti, è in crescita. Altro dato molto interessante è che il sommerso in Italia vale circa il 12% del PIL. Non è poco. Si stima quindi che il 12% di quello che produciamo non viene tassato, è assolutamente inopportuno. Perciò concedetemi una considerazione finale. Lo Stato sta ricevendo il 12% in meno di tasse rispetto a quello che si aspetta. Questo vuol dire che sarà molto più incentivato ad alzare le tasse a danno di chi le paga. A questo punto però, se alzi le tasse, i cittadini si sentono ancora di più alle strette. E per quale motivo dovrebbero pagare loro per dei danni che stanno facendo persone che non le pagano le tasse? A questo punto non pagheranno neanche loro le tasse. E purtroppo si genera questo circolo vizioso che nel nostro paese è una piaga. Lo Stato aumenta le tasse, più persone non pagano le tasse, lo Stato è costretto ad aumentare ancora le tasse. E così all'infinito. Come si risolve questa cosa? Pagate le tasse, tutti quanti, per favore! Bene, mi fermo qui. Anche per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.